al terzo appuntamento degli incontri d'autunno, possiamo dirlo, la storia. O forse all'inizio, per quanto se ne può conoscere, della storia della Sardegna. In questi ultimi anni credo che sia parlato moltissimo di questo raffronto tra Atlantide e la Sardegna. È una cosa che credo abbia fatto un po' piacere a tutti i sardi, che finalmente si sono sentiti un po' come inorgogliti un po' da questa cosa, credo. Un po' anche sorpresi perché ci è piovuto addosso così improvvisamente. Qualcuno sarà rimasto anche dire, ma sarà vero o non sarà vero? Sarà una storiella o sarà qualcosa di più sicuro? E chiaramente quello che ha fatto esplodere la cosa è stato il libro di Sergio Frau, dopo lo vedete. Con mia grande sorpresa, a cui non da molto tempo ho scoperto che qualcuno molti anni prima di Sergio Frau, avendo anche un po' di articoli eccetera, ha cominciato a parlare di questa cosa. Ne aveva parlato in convegni, ne aveva parlato con articoli eccetera eccetera. Ho avuto la fortuna di conoscere questa persona. E allora questa abbiamo deciso di portarla qui e sentire da lui direttamente come sono nate queste sue convinzioni su Atlantide e Sardegna, e non solo naturalmente, perché parlare di Atlantide e Sardegna significa parlare di quello che c'era nel Mediterraneo, quali civiltà gestissero probabilmente il Mediterraneo prima, forse per dire prima di tutti. Forse prima degli Egizi o nello stesso periodo. Comunque oggi per parlarci di queste cose, di queste sue ricerche che ormai datano almeno una ventina d'anni, anche di più, c'è qui lo studioso Paolo Valente Pulli che ci parlerà delle sue ricerche, dei risultati che gli hanno dato queste ricerche sulla prima civiltà conosciuta, perché si può dire a questo punto che sia conosciuta, esistente in Sardegna. Ascoltiamo. Prego. Okay. Questo qui. Vabbè, penso di avere una voce che si senta anche oltre la porta. C'è un piccolo particolare. La molla che ha spinto la mia persona a fare ricerche sulla civiltà milagica nel Mediterraneo antico è stata quella di uno scrittore greco eccezionalmente conosciuto a livello universitario, ma non conosciuto a livello popolare. Questo grande scrittore ha fatto un'opera che sarebbe una perigenesi della Grecia, un percorso della Grecia antica, 50 anni dopo la morte di Platone. La cosa che a me ha dato sempre fastidio è che nella maggior parte degli studi, sia ufficiali che apocrifi, si cerchi una conoscenza framista alla leggenda oppure una specie di conoscenza che è solo mitologia o favola. Si è portato avanti Platone in tutte le isole, in tutte le salse, nel Tritia, nel Timeo, nel Minos, e lo si è proposto da codici medievali alterati, anche perché nel greco antico era un greco maiuscolo, ed è solamente con la riforma di Erasmo da Rotterdam che abbiamo avuto accesso a codici scritti in greco minuscolo e perciò alle volte anche in forme non sempre comprensibili. A me, per arrivare ad Atlantide, vedendo la Sardegna viva e vegeta e bella in piedi, in posizione centrale nel mare Mediterraneo, e detta da tutti i geologi fino a poco tempo fa
come una delle terre emerse più antisismiche, in quanto che aveva avuto dei terremoti in epoche assolutamente lontane dall'ambiente umano, e perciò terra abbastanza possente e solida nel centro del Mediterraneo. Non interessava un'Atlantide da favola che sarebbe sprofondata, scomparsa, oppure che sarebbe dovuta essere legata, vi chiedo scusa, a una perizia psichiatrica che non hanno effettuato né su Sergio Frauro né su Mario Tozzi, sulla famosa onda anomala da 500 metri d'altezza che ha seppellito mezza Sardegna, il Campidano, è arrivata fino alla piana di Gesturi, eccetera. Il nuraghe di Barumini è stato sventurato da quest'onda di fango colossale, eccetera, eccetera. Quando poi, constatando l'opera degli archeologi e gli scavi eseguiti, si nota che in situ è stata trovata molta ceramica, che molte camere hanno conservato materiali archeologici non inglobati altrove, e perciò l'onda anomala è decaduta da sé, perché se ci fosse stata un'onda anomala che avesse raggiunto e colpito Barumini, molto probabilmente gli avanzi di Barumini li avremmo trovati in Corsica e non nelle zone adiacenti a Barumini o nello stesso conglobamento archeologico. Detto questo, lo scrittore, che è vissuto 50 anni dopo Platone, menzionando Platone, diceva e scriveva e comunicava a tutti. Poi vi dico il nome. Guardate che, al contrario di quanto sostiene Platone, l'isola di Atlantide non è mai scomparsa dalla faccia della terra, non ha mai subito né terremoto né maremoto alcuno, anche se quest'isola oggi, nel lontano occidente, non è più famosa e conosciuta come quando in passato invase la Libia e l'Europa. Questo grande scrittore, che perso il volgo a meno conoscenza di Erodoto, si chiama Teopompo dell'isola di Chio e ha scritto quest'opera ellenica 50 anni dopo Platone. 50 anni dopo Platone, perché ha studiato Platone e ha studiato il Mediterraneo e tutti i luoghi che conoscete. Questo a me mi ha dato la forza di cercare rapporti che nessuno in Sardegna si è mai sognato di cercare, perché con il lavaggio del cervello che ci hanno fatto le istituzioni ufficiali con pacotaria punica, io non ho molta simpatia con questa pacotaria punica, per propinarci e proporci punici in Sardegna, hanno le stesse soprintendenze rovinato e macellato insediamenti nuragici, come stanno facendo adesso nel nuraghe Sirai, per farci notare a noi questa conservazione di questo antemurale militare punico, perciò sempre storia di dominatori, di quando noi non esistevamo più, che è storia che non ci riguarda. E non ho capito, si spendono milioni di euro e si lascia morire la civiltà nuragica. Perché dico si lascia morire la civiltà nuragica? Perché insediamenti nuragici vicino al mare, che danno fastidio alle soprintendenze. Perché danno fastidio alle soprintendenze? Insediamenti nuragici vicino al mare o sotto il livello del mare non vuol dire che la Sardegna è sprofondata, perché il livello del mare, si sa, è salito da millenni fa a oggi, ma vuol dire invece che questo popolo nuragico conosceva il mare, lo navigava e lo dominava. Perché lo dominava il mare? Molti sono abituati alla falsariga, e qui si entra anche in un discorso linguistico, ma io voglio affrontare la chiave archeologica. Cioè la falsariga è che i nuragici odiavano il mare, che si erano asserragliati in queste megalopoli nuragiche, che poi sono effettivamente delle città, però guarda caso nessuno chiama città Barumini, nessuno chiama città Orrori, nessuno si chiama città Palmavera, li chiamano villaggetti. Se voi andate a Tilinto, anche a Micene, o andate a Argos, in altre località della Grecia,
o nella stessa città di Troia, vi accorgerete che l'insediamento non ha una grandezza superiore a quella di Baruch. Se poi uno si vuol prendere la briga di studiarsi insediamenti nuragici come quello di Seruci con oltre 130 capanne, oppure Torgali, Calagornone ed altre località che abbiamo sempre a numeri di 110, 120, 130, anche 150 capanne, non dovrebbe solamente pensare che le popolazioni sarde abitassero solamente in insediamenti di pietra, ma avevano anche insediamenti costruiti in legno e in rami, tipo anche le case che c'erano alla periferia di Cabras, vicino a Taros e altro, fatte con delle paglie, dei falaschi, eccetera, che venivano molto probabilmente fatte anche con una specie di erba che si adoperava anche nelle scope. Io lo chiamo romanino o romanina, questa specie di però ammassata con giuchi eccetera. Si ottenevano anche delle capanne ricreative o dormitoi eccetera, che assieme agli insediamenti in pietra componevano quella che era una metropoli, un insediamento umano. I nuraghi vicino al mare denotano una popolazione attiva sul fatto che il mare veniva frequentato non perché venivano solamente invasori da fuori, ma il mare veniva frequentato principalmente perché Dio aveva fatto della Sardegna l'isola più mineraria e metallifera di tutto il mare Mediterraneo. La Sicilia metalli non ne ha mai avuto. Creta, che possiede nuraghi, e guarda caso città nuragiche, la stessa Cnosso, Paliocastro, Gurnia sono insediamenti nuragici. E prima accennava Salvatore Angelo Manca a una presentazione di un libro e parlava di Dolores Turci, che aveva anche lei presentato. Dolores Turci aveva preso delle informazioni su ceramica nuragica trovata a Komos o a Creta, che è la stessa ceramica nuragica che aveva costretto Sabatino Moscati nel 1972, pensate un po', a dire che in Nuraghe e Sant'Igori di San Roque c'era una coabitazione tra micenei e nuragici perché non riuscivano gli archeologi a separare quanto era miceneo da quanto era nuragico. E questo è riferito a ceramica a livello popolare. Un errore gigantesco che viene fatto sulle datazioni nuragiche e che ci spinge fuori cronologia e ci lega a tempi che non ci appartenevano. Pensate un po', io per ironia vi faccio una battuta. Facciamo finta che io sia nato all'epoca di Giuseppe Garibaldi. Che senso avrebbe avuto io vivo all'epoca di Giuseppe Garibaldi, mettermi in un libro e scrivere che io sarei stata a Washington a incontrare Bush quando io di Bush, degli aerei e di tutte queste cose assolutamente ero fuori tempo, ero in un tempo precedente che non apparteneva. Allora la rovina culturale che ha proibito alla civiltà nuragica di essere accettata a livello europeo, che si è creata qui in Sardegna, però notate bene, esistono dei luminari che vivono all'estero, che hanno fatto studi sulla civiltà nuragica, i quali non hanno mai accettato certe formulette dette dalle archeologi sardi. Un esempio, Giovanni Di Liu fece la prima pubblicazione, La civiltà dei Sardi, edita dalla ENI a Torino nel 1962, la prima pubblicazione che fece. Questa pubblicazione ottenne delle ristampe, delle revisioni, adesso è riapparsa corretta, però io conservo le copie che sono entrate nel cervello di quelli che allora erano giovani e che oggi sono grandi e non si sono presi la briga di fare delle comparazioni tra le due pubblicazioni. Ebbene, uno che ha sempre affossato un potere marittimo, una conoscenza marittima degli antichi sardi, è proprio l'accademico dei Lincei Giovanni Di Liu, il quale nelle sue opere scriveva che i nuraghi si trovavano quasi tutti a 25-30 km dal mare,
che non avevano nulaghi sulla costa. Questa imposizione da parte di un cervello che la cultura l'ha dominata, specialmente in Sardegna, e dove non si poteva creare contraddittorio contro di lui, ha sempre permesso alle sovrintendenze di non occuparsi di nulaghi costieri, di farli decadere, morire, crollare. E non ci sono stati anche da noi. Se io mi riferisco a tutti i litorali, ben pochi o niente sono i nulaghi, compresi nulagici recuperati che stavano sul mare. La stessa isola di San Pietro, Carloforte, con sorella di Sant'Antioco, a 50 km quadrati, Sant'Antioco ne ha 103, è stata sempre negata sia dalla popolazione locale, la quale chiamava i nulaghi discariche di pietra, cioè l'uso che ne hanno fatto dei nulaghi è una completa rovina, presi, sfasciati eccetera, per edificare altri edifici, perché si doveva anche propagandare la tesi che quest'isola venne scelta nel 1736 e che perciò venne data da Casa Savoia a queste popolazioni di tabacca e perciò insediamenti nuovi, isola deserta eccetera. Ci sono ancora oggi, dopo questa rovina, insediamenti nulagici nell'isola di San Pietro, dopo lo scempio che è stato fatto, che corrispondono a una delle densità più grandi effettuate in Sardegna. La stessa isola di Mal di Ventre, pensate un po', conserva 2 villaggi nulagici. È felice che il Papa parlava di recinti vicino al mare che secondo lui erano recinti, pensate, stiamo parlando di popolazioni nulagiche, ove veniva lavorato il tonno. Si prendeva il tonno, lo si metteva in questi grandi recinti, lo si lavorava e poi ovviamente lo si utilizzava, lo si salava, eccetera. E andando avanti c'è un altro particolare che gioca a favore dell'antichità della città sarda e guarda caso è proprio in quelle prove archeologiche che noi ci rifiutiamo di compenetrare, di studiare meglio, perché vediamo ma non osserviamo meglio quello che vediamo. Noi abbiamo delle iscrizioni su cui un grande studioso francese il secolo scorso, padre Renat, che ha scritto anche una vita di Gesù Cristo, aveva composto un'opera colossale chiamata Corpus Scripitorum Semiticorum. Aveva fatto una raccolta di tutte le iscrizioni fenicie trovate nell'area mediterranea e aveva dichiarato che l'isola che compenetrava e aveva più iscrizioni di tutte le altre isole messe assieme era la Sardegna. Uno studioso americano che nessuno ha contestato, neanche l'archeologia ufficiale in Sardegna, l'Alri, sosteneva che la stele di Nora era una delle iscrizioni più antiche del mare Mediterraneo. Questa stele di Nora, però, la maggior parte degli studiosi delle persone non vi dicono a voi che proviene, sì, vi comunicano che i frati mercedari nel 1777 avevano murato questa iscrizione proveniente dall'isolotto del Sugardilino, eccetera, eccetera, però nessuno ha mai detto che questa iscrizione proveniva dal tempio del dio Bes, che era una delle massime divinità in epoca nuragica, e che si trovava a Sugardilino di Bitia, sul mare. Sempre in quella zona c'è un porto che è uno studioso ed è uno che oltretutto interviene in ricognizioni subacquee sottomarine, che si chiama Nicola Torco di Cagliari, il quale a capo Malfatano ha ritracciato un porto nuragico che stanno datando al XIII-XIV secolo a.C. e questo lo stanno arrivando a datarlo anche ufficialmente. Però l'iscrizione dell'Alri viene datata anche quella anche al XIII secolo, c'è chi dice IX secolo, X-XIII secolo. Allora, se io nuragico edifico delle torri come quelle di Sant'Antino, di Muraglia e Loscia, edifici che hanno anche il terzo piano,
se faccio una costruzione come gli Sparas di Isili, se faccio costruzioni gigantesche di cui stavo parlando prima del convegno con Antonangelo Manca, su Uracche che c'è qua, che è un avanzo di cui anche Giacobbe Manca pensava che fosse un antico quadrilobato e di cui c'è una proporzione di una torre che è spaventosamente ampia per quel pezzo che esiste. Pensate un po' nel fare un quadrilobato, onurati alti oltre 3 piani, se poteva un semplice pastore, un semplice frungitore di pecore o un semplice contadino pensare di raccogliere delle pietre a caso senza avere conoscenza di calcolo o di scrittura. La stessa cosa quando vi ho accennato al fatto della metallurgia, che Dio ha creato la Sardegna come l'isola dei metalli. Pensate un po' che senso avrebbe avuto commerciare metalli per migliaia di anni in tutte le aree del Mediterraneo e lavorati in officine fusorie della Sardegna come Serra Ilisci, Muralignoi, eccetera, e senza conoscere la scrittura. Come si pensava a questo metallo? Come lo si? Che poi oltretutto c'è una questione che taglia la testa al toro. I pani di rame a forma di pelle, c'è chi dice ovina, bovina, comunque a forma di pelle aperta, di pelle scuoiata aperta, perché era comodo trasportarli, erano gli angoli che venivano fatti in quella forma. Il fatto è che queste che erano fatti quasi tutti con una pesatura che corrispondeva al talento unificato, chiamiamolo unificato perché tra Creta, Cipro e la Sardegna era ben poca la differenza di questi pani di rame, di questi pani di bronzo. Pensate però che questi pani avevano ognuno delle lettere che indicavano necessariamente l'officina fusoria e il peso, anche perché andavano commerciati, e perciò andando commerciati si doveva anche tenere conto di carteggi, di scambi, di cose che non avrebbero senso solamente su una parola. Che cosa serviva una parola? Poi c'è un'altra cosa, portandovi a questo fatto vi sto dando una chiave che nessuno, e neanche Sergio Bravo, ha detto o ha proposto, cioè vi sto dicendo che i sardi nuragici avevano la scrittura, che scrivevano, ma non che scrivevano quando scrivevano i Fenici vengono dopo. I Fenici non sono i contemporanei della civiltà nuragica, della fase arcaica della civiltà nuragica, mentre invece nella fase arcaica della civiltà nuragica ci sono delle isole che chiamano le isole Cicladi, e qualcuno presuppone questi protogreci come veri dominatori del mare, perché a Silos e in altre isole, tra cui anche abbastanza conosciuta, tant'è vero, e qui volevo fare un piccolo richiamo, che ultimamente da poco si è parlato anche di un'Atlantide tra Cipro, la Turchia eccetera, perché hanno trovato tracce di città sotto l'acqua eccetera. Quello che le persone si dimenticano di dirvi quando vi danno comunicazioni del genere è che in quasi tutto il mare Mediterraneo esistono città sotto il livello del mare. Quello che però non lega e non potrà mai legare Cipro, la Turchia e altre isole vicine all'Atlantide, cioè a Sardantidi, Sardan, Sardon, Attidus, Attidu, estremo occidente, è il fatto che Cipro è a 120 km dalla Turchia, cioè da Cipro alla Turchia si vede benissimo e dalla Turchia si vede Cipro, perché è la stessa distanza. Pensate un po' quanto Malta sia bassa all'orizzonte. Chi va a Capopassero nell'isola di Sicilia in una bella giornata vede le vie dell'isola di Malta, 120 km, la stessa distanza. Di questo perciò non lega Atlantide per quella che era la civiltà padre, la civiltà madre, la luce delle altre civiltà. E dettovi questo, voglio fare un collegamento su quello che accennavo prima, del fatto che nessuno in Sardegna se ne è preso la briga di fare studi sardo-egizi. L'Egitto, troppo lontano, troppo grande, la civiltà faraonica, per essere legata alla civiltà sarda. Purtroppo qui si cade in un errore colossale, e l'errore è questo.
Il nome della Sardegna, antico, anzi due nomi. Una volta che accennai a questa forma di sillogismo e di compenetrazione tra due nomi, qualcuno mi disse: ma tu stai imparando, perché se si chiama Sardò o Sardu non può chiamarsi Tunusa o Tunusa. In un primo tempo stavo per avvocare, per cascare in questo tranello. Poi mi sono accorto che era la chiave delle colonne d'Ercole e che era la chiave per capire la posizione dominante che aveva la Sardegna in tutto il mare Mediterraneo. Come sono arrivato a compenetrare questo? Guardate che io vi sto parlando di documenti, vi sto parlando di storiografia, non vi sto parlando delle storielle che racconta Sergio Frau o delle storielle che vi raccontano altri, vi sto dando dati di fatto. Basterebbe anche un tacchino, una penna, prendersi la briga in seguito di conservare il ricordo, vedere e poi incontrarmi e capirà che vi sto dicendo delle cose che sono vere e assolute. Tutti i convegni che faccio lo sto facendo con grande piacere, perché mi sto accorgendo che sto comunicando conoscenza agli altri. Allora, la prima cosa che mi fece un po' godere di una specie di alterazione era che il nome antico della Sardegna era Sardò, Sardai, Saridu, Saridonu, Sardone, Sardino, Saridu, Sarido, eccetera, e sono arrivato a Osiride. Perciò Sardus Pater era Osiride. Qualcuno mi ha detto: ti devi far ricoverare perché c'è un abisso tra i tempi di Osiride e i tempi della Giunta Lunare. Se non che mi sono interessato da sempre di egittologia e c'è un tempio solare del faraone Meghera che non è nient'altro che una torre nuragica, oggi è collassata su se stesso, molto prima degli obelischi, e veniva fatta perché era un fallo, era la vita dedicata al sole e perciò a Osiride. Però la prova più lampante è che la più antica piramide dell'Egitto, che conserva un testo geroglifico scolpito e perciò dentro le sue camere sepolcrali, la piramide del faraone Unos, o Una, si può dire Unos come si può dire Una, siamo al terzo millennio a.C., raffigura il libro dei morti, la prima pubblicazione assoluta in testo geroglifico pervenutaci sul libro dei morti. Nella camera mortuaria, ovvero la tomba del faraone, c'è il percorso sacro di questi testi, c'è scritto testualmente che il re Osiride, che aveva portato la civiltà in Egitto, era un re straniero rivestito di bronzo e che proveniva dalla più grande isola del Grande Verde, esattamente dal nono arco, Mediterraneo occidentale, dove discende il sole. Quando poi apprenderete che Erodoto, con tutta la storiografia ufficiale greca, ufficiale moderna, eccetera, dice che la Sardegna era la più grande isola del mondo e non poteva sbagliare, perché la navigazione antica, per dare la dimensione di un'isola, compiva il periplo di quell'isola. È vero che ci dicono ancora oggi che la Sicilia, io non credo però a questo, che la Sicilia sia più grande della Sardegna di qualche migliaio di chilometri quadrati, però il percorso come isola madre, la Sicilia ha 1039 chilometri di coste, la Sardegna come isola madre ne ha 1457 chilometri, 1890 come isole minori. Perciò chi girava attorno alla Sicilia isola madre, in 4 giorni e mezzo di navigazione finiva di circumnavigare la Sicilia. Per circumnavigare la Sardegna ci impiegava quasi 7 giorni. Andate a far entrare nella mente di un antico che la Sardegna era più piccola della Sicilia e che perciò non era la Sardegna l'isola più grande del mondo. I dati di fatto erano questi. Perciò il nome collegato a Osiride mi dava una conferma. Com'era possibile fare una connessione
tra Cunussa e Sardo. Per me oggi è la prova più convincente e più semplice del mondo, una cosa di una facilità estrema. Ciò che mi aveva creato un terremoto interno era che non riuscivo a spiegarmi perché l'isola di Creta dovesse avere il nome della Sardegna. Necessariamente io mi ero posto la domanda qual era madre e qual era figlia, perché se Cunussa è la città madre di un'isola che si chiamava Cunussa e Cunussa si chiama anche la Sardegna, e ci doveva essere un motivo del perché dovesse avere questo nome. E la chiave l'ho trovata studiandomi sia testi esoterici, testi normali che parlano di civiltà antiche, e la stessa toponomastica e indicazione antropomorfa che adoperiamo noi anche nei contatti verbali del parlare. Nei tempi antichi, nei tempi duratici, non c'era la carta d'identità, non è che uno tirava fuori la carta d'identità e diceva e uno sapeva chi era. No, si aveva il modo, scusate perché non voglio ferire nessuno, però le parole, devo dire delle parole, cercate di capirle senza farle esteriorizzare in assoluto. Comunque si diceva, io parlo in una forma di sardo per farvi capire quel termine che tanto l'avete capito, cioè si diceva nei tempi antichi, non ci si riferiva al padre, ci si riferiva alla madre, e si diceva, ma lui, legali Areusese. Ecco, se invece della parola Areu mettete la parola che indica la provenienza di un figlio, scusate, capirete del perché la Sardegna poteva chiamarsi differentemente Oside Siradonu, cioè casa del Signore della vita, e nello stesso nome e nello stesso tempo di casa che riceveva il Signore della vita. Guardate che non sto inventando niente, vi sto dando delle formule matematiche, delle cose di una certezza assoluta, proprio assoluta. Comunque, per non farvi venire la barba in piedi, se qualcuno di voi, facciamo un attimo di interruzione nel parlare e così almeno l'argomento lo approfondiamo in altre cose senza annoiare, volesse fare degli interventi a domanda e rispondo, facciamo una scaletta e facciamo così. Se non ne avete voglia di giocare a domanda e risposta, io continuo anche per 3-4 giorni, 5 mesi, 2 anni, sempre che volete. Io qualunque tipo di domanda, non so, poca voce, quindi forse avrei bisogno del microfono, non lo so Salvatore. Si sente? Siamo pratica forse anche il meglio, perché chiaramente le notizie non ne vengono e è meglio che sia anche un dibattito, che si apra la discussione. Ma io dico subito che sono molto interessato alle cose che ha detto. E vorrei puntualizzare, così fare aggiungere qualche cosa a quello che al relatore praticamente. Innanzitutto ai riferimenti che ha fatto ai giudici, ad esempio. Sì. La tendenza, cioè la maggior parte degli storici afferma che in Sardegna c'è stata la nazione. Questo non è storicamente dimostrato. Non è storicamente dimostrato, adesso cercherò appunto di dare qualche notizia di carattere storico. Intanto, diciamo così, i punici iniziano circa nel 540, non si sente bene, sì? Sì, io non vorrei che facesse un intervento per suo conto, in quanto che vorrei delle domande. Sì, poi farò anche delle domande, però sì, penso che non capisco. Se no andiamo fuori. Vabbè, comunque cercherò di riassumere soltanto alcuni livelli per quanto riguarda l'Olimpio. Diciamo nel 540 Malco venne a avere una certa cartaginese e fu passato. Quindi nel 540 il capo di Pulci non vale la Sardegna.
circa 30 anni, 40 anni dopo, un nuovo esercito cartaginese, comandato da due generali, figli del Marone, Amilcare e Asdrubale, venne in Sardegna, e venne Asdrubale e Amilcare, figli di Marone. Bene, non sappiamo l'esito di questa battaglia, comunque in tutti i casi morì Asdrubale. Guardate che Asdrubale era famosissimo perché ottenne 4 volte di nuovo a Cartagine, 11 volte era andato generale in campo di Cartagine, poi è passato un pochettino che fama aveva l'Asdrubale, morì in questa storia. Quindi anche in questa data, che siamo intorno al 500, circa 490 a.C., legalmente i punici attacchi proprio con la Sardegna. Cerco di essere... Non c'entra niente con la civiltà nuragica. Aspetti. Non lei ha fatto riferimento. Che i punici non c'entravano niente. Lei ha fatto riferimento ai fondacci. Che i punici non c'entravano niente, che era ora di finire il servizio. Sì, è appunto, io dicendo che la civiltà nuragica inizia nel 1800 a.C. inizia la civiltà nuragica. Più o meno 1800 a.C. Prego. Quarto millennio a inizia. Stiamo bene, siamo secondo la Comunità, diciamo, 1800 con la quindi, per quanto riguarda i punici, poi nel 323 è un altro fatto importante, c'è una delegazione e chiudo. 323 era, sì, ma il mese, il giorno, che ora era? E lei mi dice 303 praticamente è un fatto abbastanza 753 21 aprile, a che ora è stata fondata Roma? 753 21 aprile. Insomma, se sto riferimento preciso, non è 300. Certo, è proprio per quello, va bene, dica. Allora, stavo dicendo, al 323 praticamente, e questo sempre per dimostrare che i punici non riguardano la Sardegna. Che significa? Che non mi sto. Allora c'è dunque la delegazione di Sardi a Babilonia insieme a Cartagine per rendere omaggio ad Alessandro Magno, di ritorno dalla campagna di Libia. Che significa tutto questo? Se la Sardegna era sotto il dominio cartaginese, praticamente perché ci faceva? Una delegazione è qualcosa di uno Stato autonomo. Quindi praticamente tentava di dire anche ai cartaginesi come Stato autonomo da Roma. E quindi con questi cartaginesi. E per quanto riguarda la civiltà nuragica, dissentorete questo quarto millennio siamo nel Le stavo parlando di una piramide scolpita dove ci sono dei testi al terzo millennio. Comunque diciamo che la civiltà nuragica vedete con la cultura di Bonanno, siamo nel periodo circa, non abbiamo un mese, ma abbiamo circa un periodo, un milione di anni. A proposito della civiltà nuragica comunque, come faccio la prima domanda? No, una domanda, poi anche gli altri. Sì, è chiaro, allora, lei ha fatto un nome ha ricordato il Giovanni. Giovanni praticamente ha detto chiaro e tondo che il nurario deve essere considerato fortezza. Allora lui ha fatto l'equivalenza, nurario uguale a fortezza. Sì. E questa, diciamo, questa teoria di Giovanni Liu è durata molto tempo, un anno. Bene, oggi sta prendendo quota questa tendenza, perché il nurario come fortezza non regge più. Sì. Oggi si parla di un uso diversificato del nurario, cioè il nurario molto probabilmente era adibito, diciamo, a funzioni templari, era adibito a tribunale, sono molto amico di Massimo Pitau, che era docente di filologia classica all'Università di Sassari, come tribunale, anche come consiglio rettore. Faccio la prima risposta, cosa ne pensa, ad esempio, di quello che dice Giovanni Liu e delle altre linee tendenze che sono per quanto riguarda il mare. Un'ultima domanda, io mi preferisco parlare, però penso che il tempo sia finale. A proposito di Atlantide, sì. A proposito di Atlantide, cioè io vorrei sapere se ci sono elementi provativi che ci dicano con chiarezza se esiste veramente Guardi, ho accennato a uno storico greco che scrive che Atlantide in Occidente, che non è mai scomparsa, che non è più famosa come quando invase la Libia d'Europa, e lei continua. Ho detto prima che procedere sulla falsariga delle leggende e delle favole. Io le lascio da parte, no, perché va bene, siccome Teopompo parlava di storiografia, parlava di entità reali, cioè io salto
per dire che sono un Atlantideo, che sono uno di Atlantide, io dico Deus Eos Sardantidi, de Sardantidi, ma non lo vede che c'è anche nel nome Sardegna, Sardantidi, terra de Anantidi, Audigala Surroni, Sisula Sarda, Sardi Duardi. Se lei prende oggi l'Artide Poloroce, gli mette la S davanti, perché abbiamo l'uso nella parlata sarda di non dire matta, massa matta, di dire non attu ma su attu o su gattu, perciò se lei gli mette artido la parola S davanti, noterà che l'antico nord antico che è sartido, sartide, sartidu, sartu, saltu, sartu, saltu, perciò anche l'etimologia del nome della penso l'isola più grande del mondo, la più grande produttrice di metallo. Vabbè, l'attività è considerata questa è l'Atlantide, abbia pazienza. Stiamo parlando di scontri, non scontri oggettivi, cioè io non ci confondo indietro. Poi per quanto riguarda i unici nell'epoca che si sono presentati ambasciatori da Alessandro, le faccio una domanda e poi risponde così che non perché Gasparri parlava anche di città-stato della Sardegna, una città-stato che in quell'epoca aveva facoltà di andare presso altri re eccetera e fare dei contratti e proporsi come ha fatto Tarlos con Massalia che aveva i Massali sepolti in casa sua. I greci non è che fossero i primi conoscitori della Sardegna, i greci non è che fossero i primi. Ma di quali greci sta parlando? Quelli ad esempio, ecco, un meno c'è la mossa Marioso, che era Sant'Arioso, che praticamente è ferito il riso Sandusto, cioè il riso spezzante, questa è una delle frasi più antiche riferite da Omero. Sì, Omero però siamo nell'8° secolo a.C. e anche se prima mandazione di Aleni poteva essere anche che scrive la civiltà micenea, anche lo stesso Erodoto dice che le tombe dei Fucisi erano i primi greci praticamente usciti dalla Grecia e a conoscere il terreno, il Mediterraneo, eccetera. Però non era male di terreno, però era del combattere, era un male sardo dove? Sardo io bene. Ma guarda che lo dice Strabone, che il male sardo si estendeva per la Sicilia fino alla bocca anche la Tofina, fino alla bocca dell'Ogero. Un'ultima domanda sui sardi. Cosa ne pensa della lista sarda? Sì. Cioè, anche qui la mia tendenza sia ad oggi è che i fenici sono Fenici costruttori io non sono convinto per niente, okay. Non sono convinto. Quindi c'è una nuova tendenza che dice chiaramente che le città marittime, tanto che intende la Carasica, Tarso, no, eccetera, che vengono prima dei Fenici. I Fenici non escono dal IX secolo a.C. e prima dei Fenici erano i Sardanici. Quindi ecco, magari rispondere a questa, se lei è d'accordo che le città non siano le come si chiama, ho già rendere meglio. Allora, nella parlata mediterranea antica per Fenicio, però mi ascolti. Sì, la sto ascoltando. Per Fenicio non si diceva, come sostiene l'ufficialità, uomo dalla pelle rossa, oppure fenicottero, oppure un tipo di terra, eccetera, ma si scriveva in una maniera, per ora si scriveva in Fenicio, e qui ve lo scrivo in una maniera tradotta, però da Maurizio Costanzo nel 1982 facevo traduzione di Epitafia Fenicio Pubblica, è cosa che ci consente. Qui gliel'ho trascritto perché Fenicio in scrittura antica è poenaikos. Questo poenaikos è di una semplicità eccezionale. Prima ve lo leggo in latino e poi ve lo traduco. Cretensis Minotauro nave fuerit qui proda ut nave solent in taurium sit formata et minois cretensis registaurus vicita. Il Minotauro cretense era una nave con la protome in bronzo di toro. I poenaikos sono le navi a testa di toro. Perciò se io trovo in tutto il mare Mediterraneo, in tutti i musei del Mediterraneo, in tutti i musei d'Europa, la gente che spende fior di quattrini e gli archeologi che cercano le navicelle votive sarde e queste navicelle hanno la protome per la maggior parte di toro,
È ovvio che io sto parlando di un Fenicio vero, non di un Fenicio che mi dice la storia e dove dice che i Fenici avevano le navi a testa di cavallo, perché così è insegnato in tutti i libri ufficiali. Ma la mia domanda, allora sono io che faccio la domanda a lei: ma che sardi deficienti erano questi sardi lunatici che viaggiavano in epoca dei Fenici, al soldo dei Fenici, e non facevano nei bronzetti delle navicelle a testa di cavallo? Non è stata mai trovata una navicella lunatica a testa di cavallo. Vuol dire allora che la civiltà lunatica era di molto, ma di molto più antica, perché il culto del toro è il culto più antico e che risale anche al Neolitico nel mare Mediterraneo. Perciò in questo mi dispiace. Come lo stesso, se qualche città-stato è andata a chiedere a Alessandro il Grande di avere un aiuto contro Cartagine o altri, poteva benissimo essere successo questo, solo che io non vi ho detto e non voglio disturbare il convegno per tipologie di studi che faccio, perché io l'ho scritto lì, ci sono gli articoli, dove a un certo punto dico in un passaggio: ma non è che poi i cartaginesi adoravano la massima divinità dei sardi e che non sia stata la Sardegna stessa la Cartago antica o la patria dei cartaginesi? E su questa falsariga non voglio parlare, però siamo andati in un periodo dove io a un certo punto, cioè io ho visto lei stravolgersi quando ho detto quarto millennio avanti Cristo, ma sa questo quarto millennio avanti Cristo da dove mi salta fuori? Che i nuraghi della piana della Messana, con gli stessi bronzi, le stesse cose trovate in Sardegna, vengono datati al 5000 avanti Cristo. Il villaggio lunatico di Chilocritia, nell'isola di Cipro, che è un complesso capanicolo più piccolo di quello di Torgali, di Serra Urios, viene datato al VI millennio avanti Cristo. Che sottorazza siamo noi di figli venduti o di gente strana per avere i nuraghi al 1800, come dice lei, quando gli stessi pani di rame dentro i nuraghi vengono datati dal 2000 a.C. al 1400 a.C. Ecco, cioè non ha senso. Oppure cosa si faceva? Si metteva un pano di rame dentro il nuraghi e si faceva il nuraghi attorno. Assurdo, impossibile. Ecco, perciò quando uno a me mi dice, la storia bisogna interpretarla anche in una forma di comparazione, perciò io parlo sempre di documenti. Mi sono dimenticato di dirvi però che io sono presidente di un'associazione archeologica che si chiama Archivio Nuragico Integrativo, cioè un archivio nuragico integrativo, è un archivio che agisce su tutte le pubblicazioni e gli studi fatti per integrarli, cioè per prendere da tutti, per comparare e andare avanti per comparazione, non per perdersi in forme dove uno a un certo punto salta fuori un super laureato, un super genio di non so che cosa per difendere Roma o la Grecia o Cartagine, e che a un certo punto mi dice a me che io non capisco niente della cultura filistea, che non capisco niente degli antichi romani e che per esempio non capisco niente di Cartagine. Il discorso si fa approfondendo le fonti, però se approfondendo le fonti io possiedo 2 reperti trovati in Sardegna, egizi, non egitizzati. Qualcuno in malafede, quando si è messo a illustrare questi, ha detto che erano punici egitizzati. Ma chi in epoca punica si mette a fare iscrizioni egiziane che risaltano a 2000 anni avanti Cristo e poi me le profila per puniche? Ma è proprio una vabbè, non voglio dirlo. Qualche domanda, qualche altra domanda? Prego. L'altro giorno sulla stampa di Torino, un merito discorso sul deserto scienziato. Ho detto l'altro giorno, un merito discorso, di questo, sulla stampa di Torino, sul deserto scienze, c'è scritto che, no, non fa niente, si sente, che finalmente degli studiosi americani, inglesi, hanno scoperto finalmente dove era fatto, nell'isola di Cipro. Lo stavo dicendo prima. C'è questa notizia la letto, sì, però sono che c'è scritto che sono messaggi. Ma io ho parlato prima di questo fatto. No, questo non ho detto che era impossibile localizzare Atlantico. Allora, non ho detto, c'era scritto che finalmente, dov'è? Ora sanno sicuramente che veramente a Cipro c'è, allora decade il discorso di Sergio Frau,
il suo che diceva che Atlanta era Sardegna, no? È troppo bellina questa storia. Finalmente Allora, americana. l'ho detto prima. Volevo dire un'altra cosa che forse non c'entra niente, però sintetico. Sì, Volevo collegare il discorso qua. Non è che noi sardi certe volte facciamo questi scoop, diciamo così, anche per scrivere i libri, come ha fatto una volta, ora non mi scappa il nome, quello che ha scritto I racconti della neurologia. No, proprio un'altra cosa che c'entra e non c'entra, quello che ha scritto la storia di Perón, che diceva che era un sardo. Sì. A un certo punto, tra tante cose, questo scrittore che è stato smentito, diceva per esempio che il cane si chiamava un nome sardo, e poi la cosa che qui l'ha colpito, che questo Perón, Pinta, se non sbaglio, ricordava sempre che parlava sempre di Nurai, e questo faceva pensare che veramente Perón, parlando di Nurai, che era sardo. Un altro scrittore dopo, contro questo, mi scappa il nome di questo scrittore che la storia di Perón, diceva che anche in Argentina sicuramente questo Perón parlava, cioè diceva che non era sardo prima di tutto, che il cane si chiamava non so che cosa, che anche in Argentina Perón parlava di Nurai, perché anche in Argentina ci sono delle costruzioni che sono simili ai Nurai. Sì, non è che sono un gioco di parole, ci sono in Cile, ci sono in Messico, ci sono in Perù, eccetera. Non capire quello. Però, cioè, ma capito, da una parola, ho montato una ricerca di un libro, una parola sola. Certo. Allora qui dico una cosa che farà luce e chiarezza su tutto che cosa discussione. La domanda che mi sarei aspettato è ma sa che Pinuccio Sciola è stato nell'isola di Pasqua e nell'isola di Pasqua ha fotografato i laghi e poi sono stati pubblicati nell'Unione Sarda e in diverse riviste, e queste costruzioni sono simili ai laghi? Ok. Anche nella Polinesia e nella Melanesia esistono edifici in pietra che sono simili ai nulari. Però la domanda in sé è sbagliata, perché nessuno a me è venuto a dirmi signor Ponti, sa che ho visto esseri umani con 4 braccia. Ecco, esseri umani con 4 braccia non ne ha mai incontrato nessuno. Allora, se il Sole è circolare, se l'orizzonte è circolare, se quello che mi circonda è circolare, io quando fabbricherò un edificio come idea proprio cosmica mi verrà una concezione circolare. Però se vivo in una terra che è lontana e perciò irraggiungibile, cioè se uno mi viene a dire a me guarda che un nuragico è stato all'isola di Pasqua, per la conoscenza che ho oggi delle civiltà antiche, io non farei nient'altro che svelicarmi d'aver visto per un paio d'anni, perché non c'è nessuna comparazione, anche se dicono che il mare non si sa unificato. Però sono talmente tante le distanze che separano l'isola di Pasqua dalla Sardegna, che se anche volessi navigare per mare avrei dei termini, dei limiti temporali, corporali, che non mi permetterebbero ogni giorno di fare più di quella distanza. Perciò io partirei oggi e arriverebbe mio nipote nell'isola di Pasqua. Che senso avrebbe un concetto del genere? Perciò costruzioni simili è possibile che nascano come piante simili. Cioè viviamo in una terra dove per la maggior parte delle persone bisogna andare al gabinetto, bisogna sedersi, bisogna coricarsi, bisogna mangiare, bisogna creare, fare. Perciò se io devo fare una sedia, io la posso fare tonda, quadrata, rettangolare, eccetera, però farò sempre una cosa dove metterò il sedere sopra per cercare di riposarmi. Perciò queste similitudini sono solo casistiche che non hanno niente a che fare con l'archeologia. L'archeologia si basa su comparazioni ben precise. Ecco perché dicevo al Signore prima che quando lui diceva i nuraghi nel 4000 a.C., certo, il mare Mediterraneo si chiama proprio mare tra le terre perché non ci sono quelle enormi distanze degli oceani e non ci sono quelle enormi tempeste gigantesche che buttano giù continenti interi. Il fenomeno che si era verificato a Tira, Santorino, che è la prima che George Galopoulos, o comunque un cognome del genere, aveva fatto gli scavi a Santorini, scoprendo poi una città dell'età del bronzo, porta a collegare effettivamente scavi come metalli, argille
ossidiane ed altri materiali e persone in epoche che vanno alla notte dei tempi. Cioè quando io ho le navi delle Cicladi, queste navi delle Cicladi hanno la stessa forma delle navi nuragiche e delle navi della cultura di Nagata, cioè una semiluna concava di cui Omero, per tramandazione dall'epoca del bronzo, parlava di queste navi concave dei Micenei che venivano sia trascinate a terra che... Come? Va bene, mi volete fare delle domande? Io penso di avere risposte, sempre lei. Io? No, Se non si viene sulla No, vabbè. hai cercato, io non ho niente con lei. No, io mi sono meravigliato un pochino perché sino adesso appunto non si parla di nulla da. Ecco, questo 4.000 vate visto, cioè lei la notizia c'è, perché sta dicendo c'è la cornice di comparazione. Allora, la nave di Cheo, perché sta dicendo mi faccia terminare. Ha un approdo di legno sopra che assomiglia molto, troppo all'albero centrale delle navi nuragiche. Guardi un pochettino. Io sono rimasto un pochettino solo per il fatto che c'è dato di questo 4.000 mi sembra una data molto avanzata, quindi se ci saranno prove ben vengano queste qui, non è che a priori scatti qualcosa di assunto. Io se ci fossero queste cose sono perfettamente d'accordo, però secondo me ancora oggi non ce l'abbiamo, non abbiamo prove certe per cui bisogna dare luogo alle 4.000 partite. Poi se ci fossero prove io sarei veramente d'accordo con lei, cioè meravigliato a un certo punto, allora, però chiedo scusa, se ci ha dato una risposta. Adesso che rispondo. Adesso che rispondo. Una prova principale su quanto stavo sostenendo la data la facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari che fanno spettrometrie metalli su metalli a Palazzo Bella Vista a Monteponi e a Cagliari in un forum che è stato fatto nel mese di settembre sulla metallurgia neolitica e la metallurgia nuragica. Hanno partecipato a quel simposio i più grandi e più prestigiosi nomi dei musei archeologici d'Europa, i quali parlavano tutti di metallurgia. Sostengono che nell'isola di Sardegna i primi prodotti metallurgici siano saltati fuori nel VI millennio a.C. Incominciare a muovere metalli nel VI millennio a.C. vuol dire, avendone trovati anche in altri zoni, tra cui in altre zone marittime al di là del mare, tra cui le isole le Lipari, tra cui la stessa Pantelleria e anche le stesse Cicladi, un commercio metallurgico che risale a quell'epoca. Se lei pensa che il Bannut francese ha datato l'ossidiana trovata in Corsica, nella località di Basi, e le stesse ossidiane trovate in Cornovaglia al VII-VIII millennio a.C., e che David Triumph, che ha scritto la preistoria del Mediterraneo, data il traffico dell'ossidiana al 9000 a.C., le chiedo perché dovrebbe essere una barzelletta un nuragico nel 4000 a.C. E quando per me è una data in cui esiste già la civiltà nuragica. Per me esiste già la civiltà nuragica, ma non perché ho preso l'insolazione, perché sono abituato a fare comparazioni di centinaia di reperti, di oggetti e me li faccio, mi guardo la similitudine nel campo artistico, di molti mi studio la termoluminescenza, la datazione sulla dendrocronologia anulare della crescita degli alberi, e perciò è tutto un insieme, la stessa termoluminescenza dell'ossidiana, eccetera. E perciò sono cose che indicano e danno delle date che sono inconfutabili per quella che è l'antichità. Se poi uno prende, che è il vizio che abbiamo in Sardegna, si va nel nuraghe, è il vizio che abbiamo sempre fatto in Sardegna. Io vado nel nuraghe, prendo il bronzetto, vicino c'era un tripode, vicino c'era un coltello, vicino c'era un'altra cosa, una fusaiola, me le isolo, me le separo, mi porto il bronzetto sotto i riflettori al museo di Cagliari, me lo
longobardo di luce, me lo isolo, quel bronzetto diventa un bronzetto utilo, diventa un falso informatore, perché tolto dal suo contesto non mi sa dare più nessuna data. Perciò questo lo continuano a fare, l'hanno sempre fatto. Ecco qui. E sugli Sardana, adesso le rispondo sugli Sardana. Allora, lì in quegli articoli c'è la Nuova Sardegna del 1985, dove dicevo nel 1985 c'erano anche i nuragici nell'opulenta corte dei faraoni. Se lei pensa che l'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica fa i Sardana della Sardegna proprietari terrieri in Egitto sotto Tuntumosi, Akhenaton, Seti I, Ramesse II, Ramesse III, Ramesse IV sono raffigurati nei templi di Luxor, di Karnak, di Medine Abut, completamente raffigurati come sono i nostri. Pensi un po' come fa lei a datarli uno Sardana al 1008 a.C., quando presso Faraoni del 2000 a.C. abbiamo già i Sardana. Penso un pochettino, guarda, penso di avere risposto. Adesso collegita maligno, Ma se la Sardegna si chiama Chardon, perché lei mi vuol separare una parte della Sardegna e mettermi città marittime quando tutta la Sardegna è Sardana, compresa la Corsica? i Sardana erano dei grossi navigatori, Come? i Sardana erano dei grandissimi navigatori, però forse abbiamo non ho la facoltà di farmi capire allora. Se i sardi sono proprietari dell'Egitto e sono nella guardia del faraone, è ovvio che sono navigatori e sono i più grandi navigatori. Ma siamo d'accordo, qui c'è un fratello, guarda, a me fare polemica per prega non mi piace, no, ma lo scambio qui si deve accettare lo scambio di opinioni. E non è lo scambio di opinioni quando le donne li fanno. Allora, mi perdono, posso perdere? Non abbiamo notizie storiche più precise che i Sardani hanno iniziato l'attività prima del 1800 a.C. Gli stessi Ibison, che sono del delta, come si chiama, del Nilo, hanno occupato l'Egitto e poi sono scappati. Non abbiamo altre date anteriori a queste. Lei sta operando. Mi faccia date medie per quanto riguarda i Sardani. Sono gli stessi egiziani a darci queste notizie. I popoli che vengono dal cuore del grande mare, io non so secondo me questo. Allora siamo nel 1400, 1300, 1200 a.C. Non sono prima dei nudati. Casomai, anzi, il Cartarà, non so se conosce l'opera del Cartarà. Cartarà scritto in chiaro e tondo che i nulatici furono portati in Sardegna dai Sardani perché non erano dei navigatori. E questo le date sono 1500, 1400, questo 1600, ma è troppo 1600. Quindi, ripeto, io sto ascoltando con molta attenzione quello che sta dicendo, se c'è uno scambio di opinioni, per me su molte cose io sono d'accordo con lei, però lei anticipa anche 8000 ad esempio, dove dire, venga, se ci sono problemi, io so che il movimento è iniziato nel 6000 a.C. in Sardegna, non abbiamo notizie più precise, per quanto riguarda l'Ossidiano, è nel 6000 a.C. Poi se lei mi conferma, se mi dice 8000 a.C., 9000 a.C., io sono ben felice da dire una sua, però ci vogliono prove concrete, perché la storia è fatta di documenti, di prove concrete fatta la storia. Quindi, ecco, questo scambio di opinioni, io ripeto, sto seguendo con molta attenzione quello che sta dicendo. Quindi, se lo fate errato, se non ho capito male, lei è d'accordo, cioè che i Fenici sono venuti molto dopo, i Fenici non sono riusciti d'accordo prima del IX secolo a.C. Sono venuti dopo i Sardani, guarda che il Cartarà Fenice, scusi. Penso che sia il caso di polemizzare, No. perché non dobbiamo seguire. Chiedo scusa. Io non sto perché io sto facendo un intervento costruttivo, non sto lasci perdere, Però così si blocca il discorso e io allora siccome ci sono state un secondo per finire, delle risposte che hanno un secondo per finire, deve dare le risposte che sono state date un secondo per finire. Se c'è un hai fatto le tue obiezioni più che ragionevoli. Adesso lasciamo continuare. Però il relatore aspetta, siccome stasera non arriveremo a concludere guarda, l'ultima ascoltiamo
Anche perché, se non mi sbaglio, tempo fa, perché in Sardegna mancava il legname per costruire queste navi, queste cose. Io non lo so, questa è una cosa che ho sentito, quindi è una ufficialmente hanno creato la storiella dei centri del Libano necessari per fare le navi e la maggior parte delle navi nuragiche adoperavano su zinibili il ginepro e l'olivo, che erano legni che nel mare si rinforzavano, più sale prendevano e più duravano questi legni, più diventavano fumi. Perciò è una barzelletta il fatto che non siamo, è una barzelletta sul fatto dei legnami. E su quello no, poi non lo so, altre domande sono state. Ok. Allora, una nave che hanno detto che era etrusca, anzi due navi, una trovata all'arco della Toscana, all'arco del Golfo di Barati, che conserva, che è vicino alla città di Populonia, l'antica Populonia, dove è stata trovata la tomba dell'offerente, perché c'era un bronzetto nuragico dentro questa tomba, e il Golfo di Barati è pieno nel fondo di zii, pittori o orci dell'età nuragica, qualcuno riparato anche con crape di piombo, di cui non si è salvato il legname per delle condizioni particolari legate alla costa, come per esempio nel mare di Fontana Mare sono state trovate delle navi dette micenee, che però erano navi nuragiche perché è la stessa civiltà. Ecco perché io sorridevo sui greci, che i greci sapevano sono stati. E delle ancore di pietra, e con la scrittura in proto-micenea, anche la lineare A, che è la stessa scrittura, che è una scrittura cretese, che è stata trovata anche nei pani di rame e molto spesso in piombi da pesatura, per pesare metalli preziosi. Un'altra è stata trovata a largo di Mal di Ventre, tra la costa di Torre dei Corsari e Mal di Ventre, cioè insabbiata, di cui la si riconosce dal carico che aveva e non dalla forma del legname che si è conservato poi. Però ho un'informazione eccezionale su due relitti. La Pennsylvania State University, che ha fatto scavi subacquei al largo di Bodrum in Turchia e al largo di Capo Gelidonia, ha trovato dei relitti dell'età del bronzo con bronzo a forma di pelle bovina, e George Bush e Herbert Dexter, che erano i direttori della spedizione, hanno scritto testualmente nelle opere archeologiche che quella nave doveva provenire dalla Sardegna e che i Chefiti erano gli Sciardani. Più di questo, cosa mi devo dire? Sapete cosa ho paura? Sì, non si preoccupate. No, ho paura di un fatto. Siccome io ho 30 anni che giro lungo l'arco del Mediterraneo, sono stato in un primo tempo portato su, poi parcheggiato perché ne sapevo troppo e davo fastidio, e perciò penso, quando vado nei convegni, la maggior parte delle volte vedo persone contente perché penso che vi siate accorti che non ho foglietti, sì, ho foglietti qua davanti che però non sto utilizzando, però adopero il computer che possiedo dentro, ed è un po' un computer che è cresciuto prendendo visione nella maggior parte dei musei, degli oggetti eccetera, e conservandone sempre memoria perché mi aggiorno continuamente, che non mi piace parcheggiarmi e stare fermo, al contrario di molti che si prendono la laurea, se la espongono e sono contenti di quello che hanno raggiunto. Prego. No, prego. Volevo che se potesse ripetere ciò che ha detto prima riguardo quell'iscrizione che è stata trovata all'interno della tomba di Una. Del faraone Uno, sì, o Una. Perché mi interessava molto questa sì, la collocazione geografica dell'Atlantide, no? Sì. E quindi sapere che datazione viene data a questa tomba, affinché evidentemente se proviene da un'altra parte la datazione degli altri
e la proveniente era evidentemente Certo. Allora, o così immagino di concludere insieme. E quindi riguardo all'aspetto del rapporto con l'Egitto, della famosa Atlantide, si è trovato anche altri eventuali tipi di testimonianze. archeologiche. Sì. Ok. Poi la domanda la faccio dopo, Ok. che è più provocato. Va bene, ok. Allora, tenete presente una cosa che ho detto prima. Io ho iniziato facendo una narrazione di Platone perché anche Massimo Pitalu, pubblicando un articolo sull'Unione Sacra contro Sergio Fravo e contro l'Atlantide, aveva scritto dicendo: guardate che Atlantide non è mai esistita perché è un mito che ha creato Platone, in quanto che all'epoca di Pericle, nella città-stato di Atene, si tendeva a ottenere una forma di democrazia diversa da quella precedente. Che Platone era stato come assistente da Gerone di Siracusa preso da corte per un figlio dello stesso Gerone. Se non che si creò un diverbio, non gli piacque, finì anche il prigioniero, dice la storiografia ufficiale, anche da parte di Cartagine per un dato periodo. Perciò pensate la benevolenza che aveva Platone verso i cartaginesi, verso i siracusani, eccetera, e perciò è ovvio che in una città come Atene, che stava già provenendo da invasioni dove aveva subito già precedentemente una distruzione ad opera di Dario e perciò anche degli stessi persiani, che cosa ne stava venendo fuori di questa specie di Stato che lui voleva vedere in forma migliore. Perciò Massimo Pitalu diceva: guardate che Platone sognava una città ideale, e per sognare questa città ideale cosa ha fatto? Non ha fatto nient'altro che crearsi un'isola ideale, una utopia, come ha fatto Tommaso Moro, e si è creato questa leggenda. Però anche qui si falla, si sbaglia. Perché? Perché è lo stesso Platone che dice: guardate che io qua riprendo l'opera da mio nonno Tropide, e mio nonno Tropide aveva preso da Solone, il quale Solone era stato in Egitto nel Delta, a Salis, dove poi dopo là vicino c'era anche una città, Naucrati, che aveva commercio con la Grecia, egizio-greco, e dove nei templi sono raffigurati gli Atlantidi, e il mito di Atlantide è raffigurato. Quello che la maggior parte di noi non sa o non vuole accettare, o perché la ricerca che fa è debole, perché non ha materiale da comparare, è che Solone, la storia di Atlantide, la voleva scrivere. Perciò, quando ha preso Platone da piccolo questa storia tramandata da Solone, certo che a lui gli è arrivata in forma alterata. È come lo stesso Omero quando parla della guerra di Troia, dove ci sono grandi archeologi nel mondo che dicono: ma guardate che la guerra di Troia non si è mica verificata lì, guardate che uno non impiega 10 anni di assedio, 10 anni di navigazione eccetera, riguardava più l'Occidente, una guerra nell'Occidente, non è che potrebbe essere quella la guerra di Atlantide eccetera e altro. Qui adesso però si arriva a un'altra questione che è sempre collegata ai fatti egizi, alla piramide dei Cristi. Di voi non c'è stato nessuno che mi abbia chiesto: ma gli Eraclidi, Ercole, dove lo mettiamo? Perché la chiave di tutto è Ercole, però nessuno vuol capire che l'Ercole Machero, Naghero o Maceride, l'Ercole navigatore, è lo stesso Osiride, e nessuno vuol capire che Osiride è il simbolo solare. Cioè, quando l'isola si chiama Cunussa, o Saridono, o Sardono, o casa dimora di Sarido di Osiride, del Sole, è perché in tutto il Mediterraneo era l'unica isola dove il Sole andava a discendere a morire, perché poi dopo, di fronte alla Sardegna, c'era un oceano immenso dove non esistevano altre. Quando qualcuno mi ha fatto notare: ma guardi che le Baleari si chiamavano Nulo, Nude,
dimentica che le Baleari, per il percorso, basta prendere una qualunque carta geografica, sono sotto costa alla Spagna, cioè non è che dalla Sardegna uno procede dritto e va a sbattere alle Baleari. Perciò per tutte le popolazioni che abitavano nel mare interno, nel mare Egeo, l'Occidente aveva un sole che moriva in Sardegna. E adesso c'è un'altra chiave, ed ecco anche questa cosa che fa capire, che le popolazioni della terraferma, dove le Iberie si congiungevano alle Libie, cioè l'Europa con l'Africa, quelli che abitavano lì, il sole lo vedevano nascere in Sardegna. Ecco perché era la casa del sole e della luna, ecco perché era Osimide Cunussa, ecco perché era l'isola sacra dell'antichità. Vi voglio dire un altro particolare, e questo mi farà meditare molto, perché oltretutto io ho una vera chicca che vi sto dando, una novità assoluta, però io l'ho scritta più di 20 anni fa e pubblicata più di 20 anni fa. Allora, uno oggi legge Mar Rosso. Io prima dicevo al Signore che per gli antichi i punti cardinali non erano quelli che abbiamo oggi. Ecco perché accennavo a Sarti, Cooper Sarti. Però c'è un particolare. Ma pensate per un attimo solamente con il vostro cervello, se il Mar Rosso doveva essere dove il sole sorge e nasce, ma quello è il Mar Giallo, quello è il mare del sorgere, il Mar Rosso dove il sole muore, dove affoga, su sanguini, su soli di Galata, quello è il Mar Rosso. E a un di Galata su soli si non cala in Occidente. La stessa parola oceano, voci in cui su soli si dubata, Liguti, lo volete capire? È così semplice, è così semplice, è così semplice. Come ragionamento, dai, questa è la voce. Cosa? Ma stai scherzando? Ma stai scherzando veramente? Ok, allora visto. Ok, Antonio. No, ma c'è permesso di fare il fisico di ironia, no? Sì, certo, però adesso devi rispondere a una cosa. Devi rispondere, per cortesia, pregatelo di rispondere. Allora, visto che la soprintendenza si è appropriata di una mia ricerca che riguarda Dante Alighieri, adesso ti dico il 26° canto dell'inferno di Dante Alighieri, un passaggio stretto, dove tu sei obbligato a rispondere. Tu. Adesso glielo dico. Ok, ascolta, è brevissimo, intanto lo ascoltano tutti. L'Ullito e l'altro vidi, infin la Spagna, fin nel Marocco e l'isola dei Sardi e tutte le altre che quel mare attorno bagna. Adesso fai lo stronzetto di oggi di quelli che chiamano il Mar Rosso il Marocco. È il Marocco che bagna la Sardegna. Come lo chiami questo Marocco, visto che l'ha scritto Dante Alighieri? Hai visto che non ho detto una cavolata? Hai visto? Mauro De Fionzetta al convegno, alla presentazione ufficiale di Libro di Sergio Fra, ha fatto una figuraccia orribile. L'editore Gasperini mi ha pubblicato l'intervento che ho fatto, perché io sono stato a contestare Sergio Fra, a dire che erano gli studi erano pieni, che lui era un plagiatore. E la figuraccia che ha fatto Mauro De Fionzetta è che non gli ha saputo rispondere, perché Sergio Fra, Quando questo? Cosa succede? al primo convegno nel 2002 al Dettori, al liceo Dettori a Cagliari, alla prima presentazione ufficiale in Sardegna in tutto il mondo del libro di Sergio Fra. Ma lei è andato e l'ha trattato proprio da... Io sono andato e l'ho trattato per l'autore di quegli studi. Ho tutti i documenti che te lo dimostrano, perciò a me mi dà fastidio che uno mi dica, a me non si difenda, resta lì, anzi si faccia ancora seppellire di più. Una curiosità, lei c'era la presentazione del libro di Sergio Fra, Lavoro l'anno scorso? Sì. Sì. Adesso voglio essere un pochettino malizioso. Sì. Anche perché non ho capito bene. Abbiamo cenato assieme e dormito a Macomera assieme. Scusa. No, assieme. Non posso forse non mi avete no, ascolta, volevo chiedere questo, siccome c'ero anch'io a quella conferenza. Allora ti sarei accorto che ho parlato, che ho preso a Moravetti, Alberto Moravetti, che ho parlato dello scempio di Montagone. Però non c'è stato
stato un attacco a Sergio Fravo. Certo, C'è stato un attacco alla una sovrintendenza. difesa di Sergio Fravo, stavo difendendo me. Però il discorso mio nasce, se Sergio Fravo è accusato di plagio, poi sì, infatti io ho letto una parte del libro, sì, perché non sono riuscito a leggere la sì, dove ci sono tutte queste nozioni, dove ci sono tutte queste nozioni che lei poi ha messo in questi articoli e quello che sta dicendo, insomma Sergio Fravo enuncia tutte queste cose. Allora, sì, cosa ha fatto? Ha plagiato veramente dove gliel'ha rubato il materiale, come è successo? Cioè è una risposta maliziosa. E poi perché sta nascendo adesso questo scontro con Sergio Fravo, mentre per esempio a Porro eravate d'accordo che attaccavate la sovrintendenza e attaccavate bellissimo, così per essere malizioso. Avevo due foglietti guardi, non è che, no, siccome prima avevi il libro, non è che mi hai tolto due foglietti da qua e sono andato fuori. Da questo libro, a pratica prima lo stavo sfogliando. Vabbè, allora, la questione è semplicissima. Ti invito però, visto che io desidero un consiglio, io adesso ti rispondo, poi però mi dici cosa avresti fatto tu nel mio caso. Allora, prima della pubblicazione del libro di Sergio Fravo, in assoluto, esce una pagina sull'Unione Sarda a firma di dottor Manuzza, il quale dice: guardate, è uscito questo bellissimo, eccolo qua, trovate, questo bellissimo libro che dice che la Sardegna era Atlantide, che le colonne d'Ercole non erano lo Stretto di Gibilterra, che i sardi erano grandi navigatori, eccetera, eccetera. Io entro in un bar, mi fa un amico: Paolo, guarda il tuo lavoro pubblicato da dottor Manu. Leggo, e per poco mi sentivo male, ho preso il giornale, l'ho fatto a pezzi, ho cercato il numero dell'Unione Sarda, telefono al dottor Manuzza e gli dico: dottor Manuzza, io ho letto questa presentazione in anteprima, sono io l'autore di questi studi, non conosco questo Sergio Fravo, per favore mi metta in contatto con lui, se no io sto andando alla Procura della Repubblica a denunciare questo Sergio Fravo perché quegli studi sono miei. Quando mi ha sentito parlare così dottor Manuzza, che l'ho incontrato 2 sabati fa, adesso sì che vi faccio sorridere, sono diventato la mascotte, ero io che dirigevo il dibattito, non chi c'era, a Sinai, che c'era la presentazione del libro Le colonne d'Ercole di Sergio Fravo. Io sono andato lì, metà della gente mi ha riconosciuto perché ormai mi vedo ovunque in questa diatriba. Sergio Fravo non c'era perché era delegato da dottor Manuzza, in quanto che lui era a Pestum a presentare questo turismo archeologico con altri alla fiera di Pestum. Mi dà dottor Manuzza l'indirizzo telefonico della Repubblica, chiamo la Repubblica e mi dicono le telefoniste: caro signore, noi non possiamo fare niente perché non la conosciamo, il dottor Fravo non la conosce, non possiamo fare niente. Allora ho detto: va bene, visto che così, io come stacco la cornetta me ne vado a Cagliari al Palazzo di Giustizia a denunciare Sergio Fravo. Ah no, aspetti un attimo, aspetti qua, aspetti là, e mi hanno dato tutti i numeri di telefono di Sergio Fravo, di casa, di 2 abitazioni, della redazione, eccetera. Ho parlato con lui e mi fa: caro signore, io non so cosa dirle perché io sono arrivato a queste conclusioni, d'altronde dall'anno scorso che sto studiando queste cose e dentro di me mi sono detto: ma come si può mentire fino a questo punto, quando io ci ho messo più di 15 anni per arrivare a localizzare tutte queste cose che poi dopo ho esternato. Lui in un anno crea le colonne eccetera. Comunque mi dice: caro signore, non si preoccupi perché io Atlantide a lei non gliela sto mica toccando, cioè io sto parlando delle colonne d'Ercole e poi lei le colonne d'Ercole dove le mette? E io gli ho detto esattamente, per la verità gli ho detto dove le mette il Timeo, perché Timeo parla e lo dice chiaramente che le colonne d'Ercole sono in Sardegna e sono la Sardegna e la Corsica, però dopo vi dico un particolare su
Quando ho detto Ferri la crea stellas ideale stato messo, cioè che quando giungi in Sardegna sei all'economia vederlo, è la verità più certa, sono gli Eraclidi, sono loro, le colonne centrali, il sole allo zenit, il sole centrale è al centro del Mediterraneo occidentale, per quella che era la mentalità degli antichi. Poi c'è la bocca sorgente e la bocca dove si decade, che poi hanno creato Delfi, il fatto che le acque di Giove dovevano andare una verso il Caucaso e l'altra verso l'estremo confine all'epoca di Alessandro Magno, perciò l'hanno spostata la cortina di ferro, comunque la cortina delle fermenze. E per concludere, quando noi ci siamo visti a Borore, lui mi ha promesso che avrebbe fatto la ristampa del volume e che mi avrebbe, addirittura c'è un particolare, tanto d'altronde mi è successo anche con altre persone, forse anche con Salvatore Angelo. E a Borore io sono giunto perché io non ho macchina, io non sono un benestante, sono un grasso robusto perché assimilo anche il pane della mortadella, anche il vino in busta, ma non faccio grandi cose come uno pensa. Viaggio e per viaggiare alle volte, se non mi vendo qualche cartelletta o qualche cosa, per me sono sacrifici, perché io di dormire in strada non sono capace. Se resto un giorno camminando con i bagagli addosso, io la notte mi voglio anche riposare. E se mi voglio riposare domani, mi voglio alzare pulito, non puzzando di me stesso, eccetera, e ricominciare a fare. Perciò qualche volta, se ho qualche soldo e sono in viaggio, una camera e qualche locale, qualche albergo me la cerco, perché se non riposo poi non so recuperare. Ecco, questo forse è l'unico spreco che faccio, ma io non lo chiamo spreco. Viaggio sempre in pullman e in treno. Perciò la sera, che ero a Perfugas, e c'era anche lì, che sono amico di Ghisu, il sindaco di Borore, anche lì quando sono arrivato mi ha detto: signor Codine, io a lei la conosco e so già cosa mi deve dire. Lei stasera a Borore sale e parla, e Ghisu, se tu mi trovi bene, mi ha presentato come nipote di Salvatore Codine, che questo particolare che ti ricordi. E perciò perciò quando io mi sento dire da uno, autore di quel libro, che sta godendo fama dappertutto e brilla di luce riflessa, che è la mia luce, e mi dice che mi cita, io tra me dico: ma vabbè, mi sta spianando la strada per poi apparire io. Col cavolo che mi abbia citato. E allora mi sono stancato, ecco perché l'ho denunciato. Quindi è successo da poco questo scontro. Ebbene, vedo di stampare, ecco un'altra cosa, questo è materiale strappato da qui, da questa rivista nuova, che c'è adesso da poco in edicola, che sono i cosi della mostra che ha fatto. E vi voglio leggere solo due particolari per far capire a voi, cioè se uno ha un po' di onore e di dignità. Che pagine sono? E pagine strappate da qui. Ma il numero? Sì, c'è dove c'è il numero. Pagina 89, pagina 88. Allora, ascoltate bene, perché ho creduto sono state pubblicate. Perché non ce l'ho e me la voglio leggere. Allora, caro signor Sindaco, vedrà che le farà, pensi a me, che effetto mi ha fatto. Allora, Dipartimento di Filosofia e Teoria della Scienza, Università di Venezia, un mostro da 90, un pezzo grossissimo, importantissimo, c'è una che studia filosofia, si chiama Umberto Galimberti e scrive a Sergio Frau. Ascoltate bene. Carissimo Sergio, ho finito di leggere Le colonne d'Ercole e mi è parso un libro formidabile che rivoluziona tante chiacchiere improprie sull'antichità. Mi è parso molto convincente. Ascoltate adesso queste 5 righe. Non so come hai fatto a collegare tutti quei dati e a convergerli in quell'intuizione così nuova. Non so come hai fatto. È un amico di Sergio Frau, come avrà fatto. Poi c'è questa, sono proprio 2 giornalisti della Stampa. Io c'ero il mese scorso alla Stampa a Torino, proprio perché questo libro è uscito da poco, e volevo parlare con uno di questi 2, però uno dei 2 è morto. Sono 2 giornalisti che hanno fatto anche romanzi di narrativa abbastanza conosciuti, sono Carlo Fruttero e Franco Lucentini.
Allora, sentite qua, guardate che questo è micidiale, questa a me mi ha ammazzato. Ci sembrava strano che Sergio Frau non avesse trovato un editore per il suo libro. Rispose Sergio Frau che in verità lui l'editore non aveva nemmeno cercato. L'argomento del libro, ci spiegò a mezza bocca, era top secret. Troppo alto il rischio che nei vari passaggi editoriali qualche agente, qualche consulente, qualche curatore o qualche correttore gli capisse il segreto e questo venisse prematuramente messo in circolazione e quindi carpito, se non addirittura plagiato. Ecco qui, di cosa volete di più? Non lo capisco. C'è qualcosa di più? Io volevo chiedere, ma lui non ha mai pubblicato un libro? Ok. Perché no? Ok. Io nel 1993 a Cagliari avevo fatto un contratto con Ettore Gasperini, società poligrafica sarda, e dovevo uscire con Atlantide Sardegna, La Casa del Sole e della Luna, dopo il libro di Mauro Pepino Streta, I Murali, il Sole e la Luna. E io sono stato tenuto dall'editore in tipografia a mangiare pane e mortadella, vino in busta, e lui si cravattava, andava ai Rotary, ai Lions e sciorinava tutto quello che Ponti sapeva su Atlantide, sulla Sardegna, sugli egiziani, su Cisgiardana, sulle popolazioni neolitiche, sulla scrittura eccetera, e lo diceva dappertutto, e il libro non è mai uscito. Io però, cara signora, c'è un particolare che è importante. Quando lei a me mi dice lei non ha mai pubblicato un libro, come mai non l'ha fatto, io continuo a insistere, e a parte che non ho i soldi per pubblicarlo, ma se io avessi voluto fare un libro, cioè se io oggi voglio un libro, mi prendo tutti gli articoli, quella cartella, mi metto le pagine progressive, vedi, leggo Podige, Atlantide, ecco il libro, e non sto creando niente di nuovo, il libro esiste. Guardi che un articolo di giornale ha la redazione, la data, la testata, eccetera, e beh, abbia pazienza, c'è di più. Io ho decine di interviste televisive. Allora, se io le porto a lei il materiale che presenterò su richiesta alla Procura della Repubblica, perché ho allegato una cartella così alla Procura della Repubblica, quel materiale, abbia pazienza, ha valore super probatorio, perché c'è l'intervistatore, il giornalista, io che parlo, che si vede che sono più giovane, che sono diverso e che sono passati gli anni. Perciò non ho capito. La domanda io non la capisco, perché io non ho i soldi per pubblicare il libro. C'è un editore di Moro, Pia, col quale sono molto amico, che gli ha pubblicato il libro a Leonardo Denis, che siamo molto amici, ha pubblicato il libro a Danilo Sciclu, eccetera, e mi sta dicendo, io la sto invitando, venga, pubblichiamo, però quando mi presento, io voglio anche uno spazio dove correggermi le cose, io a casa mia non sono capace, a parte che sono un separato, e sono pieno di materiale da tutte le parti, eccetera, a me isolarmi in casa mi vengono le convulsioni. Penso un po' se mi viene voglia di raccogliere il materiale a casa. Per raccogliere il materiale, fare il libro, mi basta avere delle forbici che funzionino benissimo, mi faccio i ritagli e comincio un pezzo, pagina 1, ne ritagli un altro, pagina 2, ne ritagli un altro, pagina 3, lo metto in un dischetto, si fa in un fatto. Però se la gente mi dice perché non pubblica, però cioè mecenati per creare delle scemenze se ne trovano dappertutto. Se uno inventasse una chiusura lampo per destra, una chiusura lampo per sinistra, chissà quanta gente troverebbe. Io che parlo di fatti culturali e di storia vera, mi fanno una pernacchia in faccia, sì, poveretto, ma guarda che pieno, amministrazioni comunali nella zona mia. Io ho detto allo sindaco, ma guarda, sono l'unico, anche degli attestati, dichiarazioni possibile, non mi interessa neanche la storia del Porto Scusi, sono ancora con barzellette che non servono a niente, perciò cosa vedete qui? Guardi che convegni che sto facendo a decine, e quelle sono prove, è inutile che lei mi dice che non sono prove. Scusi, posso fare di Sì, senza offesa, per carità. Dai. La scienza ufficiale, sì, diciamo con la paolata, cosa ne pensa delle
miei teorie. Le sue teorie. Quella ufficiale. Quello che penso quella che penso io, abbiamo avuto scontri. che loro sono dei pazzi da ricovero per le falsificazioni che tramandano e loro dicono che sono dei pazzi da ricovero sono io. No, è una battuta così. E beh, ma io ho risposto, cosa avete da dire? Un po' campata in aria così. Detta così da lei, per carità. Cioè, a me piace, ok, a me allora non piaciuta sulla sua relazione, però detta così, cioè allora, quando scusi, Raimondo Zucca pubblica che il tempio di Sardo Spate era il tempio di Antas e fa la sua tesi universitaria sulla città di Neapolis, a un certo punto che senso ha? È Santa Maria Nabui, cioè che Neapoli è Santa Maria Nabui, e poi è sul tempio di Sardo Spate. Lui ha preso un abbaglio colossale perché tutte le cartografie antiche e tutti i documenti scritti dagli antichi confermano che il tempio di Sardo Spate stava sulla costa. Sì. Allora, che il tempio di Sardo Spate stava sulla costa, stava sul mare, no, lo dicono tutti, lo dicono da tutti, compreso sul mare, sì, sulla costa. 20 chilometri sono. Oh, invece quello che dico io stava a Strapiombo, a Planus Alto, nel golfo di Gonnesa, di Cunussa. Planus Alto non è a Bugero, Planus Alto. E Planus Alto all'ultima parte di sopra, che se lei da Fontana Mare vede l'ultima parte dove c'è il pezzo che si chiama Bugero. Vabbè, lui continua a vabbè, allora confina tra Bugello cioè Capo San Nicola, e tutto quello, il tempio di Sardo Spate, lì c'era il tempio di Sardo Spate. Non lo so. Ok, allora patrocinato, sì. No, per tornare un po' all'archeologia. Sergio Fra basa insieme alla sua compare Mario Tuzzi, no? Porta a dimostrazione insomma della sua ipotizzata tsunami il fatto che molti lunaghi vicino al mare siano sommersi da, io ho visto per dire, anche Serucci è sommerso, tipo come poteva essere Baruni, no, sì, ma è abbastanza sommerso. E poi anche ho visto anche dell'Europa così. Sì. Io non credo l'ipotesi di Sergio Fra assolutamente quello del Mar Nord, perché allora dovrei anche lavorare perché quei lunaghi sempre in quella zona non sono niente sommersi. Ho visto per Iscu, Asueli è stato un museo non conosco bene sono qualcuno ha parlato di maremoto slalomista che alcune cose la sono però secondo lei perché questi valori sono hai introdotto una cosa che io mi sono dimenticato di dire prima e che l'ho messa come scaletta in questo foglio e te la dico. Io sono l'unico a sostenere che i nuraghi erano intonacati, cioè per me un popolo che aveva delle dimore, che aveva le fortezze, che aveva le case, che aveva le tenti e a undi lo chiede con sardo, uno si deve piavigare su montoni, poi non ti fiata intonaco su, e non ha senso neanche per la mente di un bambino dell'asilo per me. Quando poi uno mi viene a dire ma perché gli intonaci non si sono conservati? Quando sto datando i nuraghi anche al quarto millennio avanti Cristo, io ho visto case del 1700, del 1600 con intonaci scrostati e pietre a vista. E c'è anche un'altra questione, che Mario Tozzi col famoso martelletto stava andando a battere non il fango che ricopriva i nuraghi, ma stava andando a battere quelle intercapedini di fango comunicanti che tenevano le pietre non solo per peso di gravità ma anche per struttura chiusa. Perciò è semplicissimo, ti ho risposto. No, qui però sì, prego. È una profanità. Cioè io non credo che potesse, fosse stata bisogno di barrancarli perché sono una struttura veramente spessa, diciamo, comunque non ci sono gli interstizi che permettono il passaggio dell'aria. Ascolta. C'erano poi, quelle che lei ha detto
eccetera, sono le zette, quelle lì allo stesso tempo fungevano anche appunto, se eventualmente ci potevano essere degli spazi in cui l'aria potesse passare, erano chiuse dalle riservature che venivano poste tra una pietra e l'altra per meglio forzarle. Quindi la sua teoria che potesse esserci di toraco, non mi ricordo. Nella piana della Messana, dove ha fatto gli scavi Antonio Taranelli e Dorolevi, hanno trovato dei fabbricati idraulici e che hanno classificato come forni o granai perché erano intonacati. Erano intonacati perché si sono salvati sotto una coltre non indifferente di materiale anche tipo pomice o cosa del genere. E quello che però non riesco a collegare nelle persone è fare scavi dove si fa Serucci, che si ha il manufatto, però si prende per riedificarlo la paglia meccanica, si prendono le capanne, si ammassa la pietra a una parte e poi si riedifica. Ecco, quando si riedifica, stai tranquillo che non c'è nessuna traccia di tonaco o di interstizi. Mentre invece per Baruni e per Nuraghi è compreso questo, io ti sfido, andiamo a Nuraghi e Sudacche e ti faccio vedere a te che tra pietra e pietra c'è, proviamo a grattare altro, c'è quello che viene messo per non passare il vento, per non passare grande pensate insisto che è una sua pecca. Non un termine comune per Nuraghi, non con il tono ma con Che utilizzo se le faceva? Non so se l'ha detto questo. Come? Che utilizzo se le faceva? Ah, dei orari, non lo so se l'ha detto. Adesso no, adesso una cosa stava male. Che utilizzo si faceva degli orari? Che cosa Che utilità aveva legislato? Che cosa Guardi, qui le faccio un murario di qualche chilometro, qui le faccio un altro murario più piccolo, qua le faccio altri murari. No, Ecco, questo disegno che le ho fatto, se corrispondesse alla realtà, sarebbe una fotogrammetria aerea con un insegnamento logico. Nello stesso tempo, se io andassi dal sindaco di Sedilo e gli dicessi: signor sindaco, c'è la bella fotogrammetria aerea di Sedilo, io farei una bella fotogrammetria, vedi che faccio anche dimensioni diverse, no? E allora vado da uno che viene da fuori e gli dico: che utilità avevano i nuraghi? Lo stesso senso è: che utilità avevano le case di Sedilo? Allora uno fa: questa più grande a me sembra la chiesa, e io metto questo più grande a me sembra il tempio. Questo a me mi sembra un deposito perché c'è il cortile e vicino a questo murario c'è un deposito perché c'è il cortile. Questo mi sembra un'abitazione, questo mi sembra una fornace, questa mi sembra la farmacia, questa mi sembra la caserma, questa mi sembra la casa di Tizio, questa mi sembra la fortezza di dove si mettevano i militari. Ecco la funzione dei murari, ecco la funzione del Sedilo. E tutta qui. Cioè quando c'è gente che va a farsi la forca e vanno nei convegni a litigarsi perché quello dice che erano templi e l'altro dice che erano fortezze e l'altro dice che non erano né templi né fortezze, che era quello e quell'altro dico tra me, poveretti, ma guarda in che cosa ci stiamo perdendo quando le stesse cose ritrovate nei murari dimostrano che cosa è. Sia Alberto Ferrero, conte della Manola, sia il Canonico Spagno, sia altri hanno notato e dimostrato come in moltissimi murari hanno trovato anche delle sepolture, in moltissimi murari hanno trovato anche avanzi di pasto, in moltissimi murari hanno trovato anche avanzi di cereali, di depositi eccetera. Perciò murari,
Cioè, erano degli agglomerati multiuso e plurifunzionali, perché diversamente non potevano essere. Domanda. Credo che distremo. Intanto penso che Guardate, chi vuole segnare la mano, quelle carte vecchie sono in vendita, perché c'è stato un dibattito, quindi non posso assolutamente congiunto. Io ho apprezzato tanti, che siano diversità di opinioni non è reale. L'ultima domanda, la posso prego. Sì, No, no, perché poi siamo stati non mi si deve ma ho chiesto quello che avete chiesto qui. No, era questo, intanto condivido perfettamente questo fatto che senz'altro poi i disgraziati che hanno costruito il nulare senz'altro devono essere presente di un'intelligenza e di una cultura incredibile per fare quelle cose, si deve come non viene detto. Per il fatto anche degli intonaci, perché notando dai particolari di lui c'era talmente una tecnica costruttiva avanzata di precisione che sicuramente senz'altro devono essere edifici curati non solo nella parte statica e quindi architettonicamente ma anche nella parte funzionale, quindi nelle rifiniture devono essere perfette. Tant'è che sicuramente se già in molte degli anni che sembrerebbero precedenti ci sono gli intonaci, se nelle capanne di Serralimpe ci c'erano gli intonaci, non riesco a capire perché in una struttura di tali dimensioni architettoniche per tecnologie, per tecniche, per tutti, ma non devono essere rifiniti così perfettamente. Questo lo condivido perfettamente. Quello che volevo chiederle era questo: se non condivide perfettamente, per niente, anzi la teoria di Sergio Frau del tsunami, no? Che ha distrutto, qual è l'opinione che ha sul fatto di come è morta la civiltà nuragica? Semplice. Adesso chiedete. Non lo dia per scontato perché lei ci ha pensato 20 anni. Allora, semplice perché sono stato plagiato da Sergio Frau anche in questo. Io sono stato plagiato anche in questo. Nel 1982, quando sono andato da Maurizio Costanzo, sono andato per dire, perché questa domanda me la fece Maurizio Costanzo, sono andato per dire che la civiltà nuragica, come tutte le civiltà sulla faccia della terra, a un certo punto, dopo che raggiunge il vertice, la potenza, l'espansione, eccetera, decade. Ed è caduta Roma, ed è caduto l'impero britannico, ed è caduto Alessandro il Grande. Figuriamoci se anche una civiltà che era precedente di molto, dopo millenni non sarebbe decaduta. Però nella sua decadenza cosa succede? Ed è quello che ho scritto anche testualmente qui in qualche articolo che ho fatto, che con la decadenza della civiltà nuragica parte della popolazione nuragica si stanca e si stacca, stancandosi, qui siete in Sardegna, e si trasferisce in Toscana, dove crea la civiltà etrusca. La civiltà etrusca nasce per decadenza della civiltà nuragica. Massimo Pallottino, che invece ha studiato lettere ed era cattedratico, eccetera, ha una tesi a lui cara che però i documenti non dimostrano. Cioè Massimo Pitano, la tesi a lui cara è che proveniente dalla Libia la popolazione emigra e questo ceppo immigrante si divide, parte se ne va in Toscana e parte origina la civiltà nuragica. Gli Etruschi non sono contemporanei dei nuragici, sono però discendenti dei nuragici. Penso che avrete visto. Che prove ci sono? Tutto il materiale archeologico di tutti i musei del mondo dimostra questo, in assoluto. Il fatto che in una tomba etrusca io trovi oggetti che non sono contemporanei a quella civiltà, ma che sono sacralizzati e conservati e tramandati, mi conferma proprio il culto dell'antenato. Il fatto che a Populonia, anche se Sergio Frau qui ha fatto una comparazione tra le tombe di
Fulci, di Populonia e Baruni ed altre cose. Non c'è nessun sillogismo se non la forma, sono costruzioni che hanno differenza di età anche di 1000-1500 anni, quelle costruzioni una dall'altra. Non c'è nessuna contemporaneità. Prego. Non vorrei capire una domanda brevissima. Cosa ne pensa dell'inamesamento di una parte di Nora e di È semplicissimo. È semplicissimo. È semplicissimo. Io tutte le volte che guardo il film I 10 Comandamenti non penso a Mosè, ma penso a Cialtomesto. Sono andato da un amico e gli ho detto: cosa ne pensi di Cialtomesto? Poveretto, è deceduto o è vicino a tirare le cuoia? Nella pellicola lo vedo sempre arzillo, sempre funzionale, eccezionale. Che tutte le località, specialmente insediamenti costieri, se il livello del mare sale e se per certi fenomeni l'acqua ricopre antiche coste, è ovvio che non c'è bisogno di parlare di maremoti e di terremoti per dei fenomeni naturali che si verificano dappertutto. E più o meno il periodo, Il periodo in cui non hai cominciato a essere sotto acqua. Questa ingressione potrebbe essere anche VI-VIII secolo a.C. Vede dove stiamo. Allora stiamo cercando di fare in particolare proprio dopo la firma all'opera finale, dove quando io dico ma se sappiamo quell'anno ci dicono anche quel mese, ci dicano anche l'ora e il giorno. Ecco perché mi viene sorridere. Noi non siamo contemporanei a quei fatti, a quegli eventi, ma come fa uno a dire nel 251 quasi a mezzogiorno? Ehi, cavolo, nel 251 quasi a mezzogiorno c'è la precisione intorno al 1200. Perché lei può connettere i popoli del mare, ritorno, immigrazioni, eccetera, con date che corrispondono a quello che è l'esodo sotto Ramesse secondo e sotto questi e Antonio, scusa una domanda, c'è un piccolo particolare che mi ha ricordato il sindaco. Il sindaco, quando tu eri là, forse che sei uscito anche, accennava al fatto che in molte dovute e in molte vicende ci sono intonaci con dipinti eccetera che si sono conservati ancora per delle casistiche che non riguardano più. Però mi sono indicata della cosa principale che il filosofo Aristotele nelle mirabili scrutature, quando si riferisce alle dolori della Sardegna, dice che erano opere di un eccezionale splendore e di un'architettura meravigliosa. Io ancora oggi vedo in molti posti passare la calce anche, non dico che passano la calce di Urani, però quando io vedo sigilli di Cnosso, i connudati, e quando vedo anche sigilli babilonesi, ugaritici, urati, con la figurazione di urati, mi immagino io un edificio intonacato l'eccezionalità che ha, se ha altezze anche di 40 metri. Ma scusi, ma stiamo parlando di intonaci all'interno o all'esterno? Di intonaci sia allora più all'esterno che all'interno. Anche all'esterno? Però in mezzo, allora c'è una materia, noi la chiamiamo il saponetto, lo conoscete quello che chiamiamo saponetto? Ci sono delle rocce che hanno un'argilla purissima, bellissima, noi la battiamo e facciamo pupazzetti, oggettini, molte volte la conciamo vabbè, ma l'argilla tra intercambiati di roccia. Allora se io prendo quell'argilla e la passo all'esterno e ho delle manovalanze, delle maestranze, quell'argilla a me l'edificio me lo rende migliore, me lo rende più sacro, me lo rende più fluibile, me lo rende più impermeabile, me lo rende più protetto. Perché non volete arrivare a capire questo? Che è di una semplicità eccezionale. No, ma quello che io ho detto soltanto che se hanno fatto cose statistiche come strutture talmente precise, talmente rigorosamente calcolate, è impossibile che non ha no, ma quello che tenevo di dire invece che le motivazioni che lei ha io cantantarvene mi dovete permettere un minuto, no? Perché è una cosa che ho scritto camminando in strada
e che volevo dire come fine di questo convegno, come incontro. Me la fate leggere? Sì, perché così almeno la pigliate e non parliamo di Allora, qui ho scritto Sedido, creata camminando tra la circonvallazione di via Eleonora e via Carlo Alberto. Stavo camminando, avevo la penna, avevo un quaderno che ho preso da quella signora che ha dedito alla signora anziana, e gli ho preso questo quaderno e mi sono messo a scrivere. Dovevo fare orario. Perciò, per gentilezza, ascoltatemi. Troppo spesso la storia del nostro passato, cioè la storia sarda, ci è stata raccontata da altri, per lo più soppressori o conquistatori, perciò storia di parte o fantastoria, propinataci con la falsariga ad osanna di vari e non pochi dominatori di turno, che fino al presente si sono succeduti. Perciò io penso che sia nostro dovere primario cercare di ricostruire l'identità della nostra cultura con la riconquista delle fonti. Detto ciò, penso che il principale motore azionario e atto come propulsore univoco ed idoneo e quindi meritorio a tutti i livelli sia far conoscere, divulgandola, la cultura sarda, passando attraverso tutte le vicende legate alle stesse località ove noi sardi viviamo e ci tramandiamo dal più lontano passato e ove oggi, in momenti di grave crisi sia sociale che di perdita dei valori più arcaici per una più generale caduta culturale, quale è la livellazione totale in un mondo che sta cambiando, sempre più eguagliandosi e pertanto perdendo in particolare. Questa mia iniziativa di fare il girofaro e parlare con la gente nelle piazze, dando tutto me stesso, sia lo strumento più idoneo e atto alla resurrezione e alla riaffermazione iconografica della nostra identità culturale o anima storiografica sarda. Quindi, al fine, ripercorrere il passato storico della nostra storia, sia in definitiva il più sublime atto, analizzando così gli stessi contatti e influssi che i sardi hanno avuto, ma pur anche il più delle volte in antico dato ad altre civiltà e organizzazioni diverse, mediante una rilettura più veritiera e quindi necessaria delle testimonianze pervenuteci dal più lontano passato e occultate ancora nelle nebbie della negligenza. Queste sono da recuperare tutte e riconsegnare testimonianze da dare ai nostri figli affinché le tramandino ad altri figli, per i figli del domani, e cioè, primo, lingua, scrittura a memoria; secondo, storia, documenti, leggenda; terzo, ambiente, monumenti e territorio. Solo così potremo riunirci per crescere e per far vivere il meglio, relegandolo dal stagionale torpore anche l'inverno, con un articolato turismo e con la rivalutazione maiuscola del tempo libero e creativo nella Sardegna stessa. Padre e Madre nostra, grazie. Anche per oggi l'abbiamo. Invito al sabato prossimo, storia verbale e ferrale, vi invitiamo a, come al solito, a passare una mezz'ora sempre a noi nella sede dell'associazione Allora, quelle piccole